Al palazzetto Roberto Melis di Elmas. Buonasera da Luigi Falqui, con me Riccardo Carta a cura delle immagini che vi stiamo trasmettendo in diretta. Sta per cominciare il 17° Memorial Loci Monduzzi Rossi per una vigilia di Pasqua all'insegna della box. Quelli che avete già visto comunque sui vostri schermi, se già eravate collegati, erano incontri, esibizioni di sparring che hanno scaldato il ring. Una lunga serata da vivere insieme, 12 incontri dilettantistici con atleti provenienti da tutta la Sardegna, dal nord al sud, per poi chiudere con il match clou di questo evento, ovvero l'incontro tra Sébastien Argiolas e Abouzi, avversario francese, che servirà a far capire ad Argiolas a che punto è arrivato. Il suo grande obiettivo è quello di potersi giocare un titolo, poter lottare per un titolo già nel 2024. Ancora non è stato ufficializzato niente, ma questo, che sarà il suo terzo incontro, ovviamente servirà a dare delle indicazioni importanti a lui, come anche a Stefano Argiolas, suo coach, suo padre e organizzatore, come la Elma Box Loci Monduzzi, di questo evento. Dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio degli incontri. Si dovrebbe cominciare da scaletta con quello tra Valentina Perra del Team Cappai e Carlotta Santoro del Knockout Uta, un incontro junior da 50 kg. Aspettiamo di avere conferme, l'applauso adesso il pubblico, la nomina i Loci Monduzzi e Rossi, ai quali è dedicato questo memorial. Tra poco si comincerà, pubblico già presente che sta già riempiendo gli spalti del palazzetto. Ne arriverà ancora di più, magari qualcuno arriverà dopo aver cenato. Anche quelli che sono gli arbitri di questa serata, ovvero Eleonora Zanzi, Mariangela Guzzi, Gavino Manu e Angelo Brioccia, che si alterneranno sul ring match dopo match.
Dimitro Zanzi. Seguito da Brioccia. Il terzo a salire è Mannu, manca soltanto Busi che sale in questo momento. Adesso i Pucci, siamo con la categoria junior 50 kg. All'angolo rosso con la società sportiva di box di Campania per la Valentina. Al via le presentazioni. Dentro Valentina Perra. Ad essere anche Carlotta Santoro, loro apriranno questa serata. Sarà adesso Alessandro Salis della Sesa Boxing di Porto Torres. Ora Cristian Fadda della Folgore Box Oristano. Ancora un rappresentante della Sesa Boxing, questa volta Giuseppe Nardi. Sale invece adesso quello che sarà il suo sfidante, Federico De Iana dell'University Box. Gabriele Massa, uno dei talenti di spicco dell'Accademia Pugilistica, tanta gente è anche venuta qui a vederlo. Ha seguito poi sul ring Mauro Marci del Team Cappai. Ora invece arriva Alessandro Caffaro, Elmas Box. Sarà il primo a rappresentare la società di casa organizzatrice. Affronterà Pietro Sanna della Nord-Ovest Academy. Ancora l'Elmas Box rappresentata questa volta da Sergio Pranteddu. Il suo sfidante sarà Enrico De Ligia della Lincer Box. Tanto pubblico anche per supportare Diego Ferrai, appena salito sul ring, lui della Box Cagliari. Sfiderà Nicolo Ru El De Pinto. Il primo dei due patenti alla Canona Ierzu, Enea Loddo, che affronterà Stefano Masia della Sesa Boxing. Il secondo della Canonau Ierzu, Davide Caretto. Lui invece affronterà Massimo Baroni della Folgore Box. Adesso sta salendo Luigi Ferreri, Boxing Cagliari. Il suo avversario, scusate, Francesco Masala. Stiamo parlando della categoria per la torre di box di San Nardi Cesare. Sta salendo invece in questo momento Cesare Nardi.
della Corner Gym, il suo avversario sarà invece Andrea Murgioni della University Box. L'ultimo incontro elite invece vedrà affrontarsi Gabriele Cau dell'Elmas Box contro Salvatore Bacca della Nord-Ovest Academy. Sta adesso salendo sul ring Gabriele Cau. E adesso Salvatore Bacca. Mancano quelli che sono i due grandi protagonisti di questa serata. Ne approfittiamo per passare il microfono a chi in questo momento ha dato il premio con i soliti sacrifici dove il mondo della vostra conoscenza. Vogliamo per lasciare il microfono per il nome di casa di questo Stefano Giorgio. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua al nostro evento. Siamo come al solito soddisfatti e emozionati di riuscire ogni volta a portare a termine la nostra missione, anche se di questi tempi non è più facile, però ci mettiamo tanto impegno e passione come sempre. Ringraziamo tutti voi, gli sponsor, l'amministrazione che ci mette a disposizione gli spazi, quando un po' ci dà anche il sostegno economico. Ringrazio tutti i ragazzi che sono qua, tutte le società, per l'impegno che mettono ogni giorno nell'allenare i ragazzi e portarli qua a darci poi lo spettacolo finito. Grazie ancora a tutti. I ringraziamenti da parte di Stefano Argiolas, il Deus Ex Machina di questo evento. Ci tornano di fermarci qualche minuto per ricordare la figura di Sebastiano Argiolas, papà di Stefano. Già assessore. Applauso invece che sentite per Sebastiano Argiolas, papà di Stefano, nonno del Sebastiano Argiolas che doveva salire sul ring. Si ricorda tanta passione e amore appunto questa disciplina sportiva. Prima non siamo arrivati, abbiamo incontrato subito una serie di auguri il pugile professionista Sebastiano, il quale la prima cosa che ci ha detto era no, questa sera bisogna ricordare gli auguri. Bene, allora lo facciamo con un minuto di raccoglimento. Ci sarà un minuto di raccoglimento. A questo punto. Volevo solo aggiungere una piccola cosa che non sappiamo di non possiamo dimenticare la figura del nostro ex presidente della protezione pugilistica della comunità della giornalista, dottor Gianfranco Pala, che ci ha lasciato recentemente, e il nostro caro estimato commissario di riunione
Antonio Socio, non so se ci sta seguendo, ma è cura l'ospedaliera, speriamo con tutto il cuore in una pronta ripresa. Ciao Antonio! Grazie. Possiamo lasciare, grazie. I saluti all'ex presidente della federazione, venuto a mancare recentemente, il secondo invece ad Antonello Soggiu, il giudice di riunione, non è potuto essere presente. Adesso però è il momento di prepararsi veramente all'inizio degli incontri. Gli atleti lasciano il ring, ora potranno concentrarsi nello riscaldamento, nel cercare la concentrazione, quella che devono aver già raccolto le prime due nell'affrontarsi oggi, ovvero Valentina Perra e Carlotta Santoro. Incontro junior categoria 50 kg, saranno 3 round a 2 minuti l'uno. Il primo arbitro invece a salire sul ring è Eleonora Zanzi, che è già all'angolo destro, la vedete, angolo destro più vicino agli spalti dove siamo posizionati noi insieme al pubblico. I check di Zanzi e poi si potrà veramente cominciare. Allora, l'incontro previsto sulla distanza per il iniziamo dall'angolo rosso della società sportiva Boxing Ormai, Marco Sant'Elena. Vorremmo insegnare la pizza Applauso a Valentina Perra all'angolo rosso. Di fronte a lei l'angolo blu Carlotta Santoro. È iniziata la prima ripresa con Santoro a cercare di più l'iniziativa, pronta e reattiva Perra. Ancora a destra e a sinistro di Perra, centrata poi sul volto da Santoro. Adesso si risparmiano poco. Tentativo con gancio per Santoro. Buona combinazione da parte di Perra.
rimane pericolosamente vicina, anche se sta riprendendo il centro Santoro. Ultimi 10 secondi della prima ripresa. Buon spettacolo nei primi 2 minuti di combattimento di questa vigilia di Pasqua. Al via la seconda ripresa. Prova a prendere adesso il predominio per poi l'ultimo gancio. Allora il conteggio da parte di Zanzi. Era senza difesa in quel momento Santoro. Resta però aggressiva la fighter della Knockout Uta. È dovuta per la prima volta intervenire Zanzi per separarle oltre il conteggio. Buona la prima schivata di Santoro. Però la riporta lì. Non obbligati a dietreggiare. Nuovo schivata, poi gancio sinistro di Perra quando siamo negli ultimi secondi anche del secondo round. Qualche colpo in più messo a segno dalla ragazza del team Kappai. Tutto però ancora in discussione in quelli che saranno gli ultimi 2 minuti di questo incontro. Sono iniziati gli ultimi 2 minuti di incontro, agguerritissima Perra, ancora la risposta puntuale di Santoro.
sempre Perra a controllare il centro del ring. È riuscita più volte a portare Santoro all'angolo, come in questa occasione. Poi però Santoro ci ha fatto vedere belle schivate, anche la capacità di saper uscire dalle situazioni più complicate. Il destro di Perra. Ancora a sinistro, e poi destro, la fighter del Team Kappai, e poi aspetta l'iniziativa di Santoro. Siamo praticamente alla fine ormai. Sono proprio gli ultimi secondi. Termina qua il primo incontro di questo 17° Memorial Loggi Monduzzi Rossi. Intanto Zanzi raccoglie i foglietti dei giudici e tra pochissimo avremo il verdetto, il primo verdetto di questa serata. Vince Valentina Perra. Poi il saluto anche ai secondi del team avversario, l'abbraccio anche ovviamente dalle due avversarie. E poi saluto anche al pubblico. Ha vinto Valentina Perra. Il secondo arbitro di oggi, il signor Angelo Brioccia, in attesa di quelli che saranno i due avversari, ovvero Alessandro Salis della Sesa Boxing di Porto Torres e Cristian Fadda della Folgore Box di Oristano. Il primo a salire è l'atleta della Sesa Boxing, scusate, Alessandro Salis. Ancora non si vede invece Cristian Fadda. Intanto incontro youth categoria 51 kg. Da adesso tutti gli incontri, ovviamente eccetto quello finale di Sebastiano Argiola, saranno da 3 round, da 3 minuti. Eccolo che arriva Cristian Fadda.
fa dall'angolo blu, Salis all'angolo rosso. C'è un mismatch in altezza tra i due. Vedremo se saprà sfruttarlo Salis, quali provvedimenti invece prenderà Fadda. Salis già al centro del ring, arriva adesso un ragazzo della Folgore Box. Si va con il primo round. Prova a mantenere la distanza Salis, che adesso prova anche ad andare con diretto e gancio. Fadda dovrà essere bravo a tenere corta la distanza. Prova adesso a salire in cattedra Salis, c'è tanto studio in questa prima ripresa. Ultimi 10 secondi. Devono tornare nei rispettivi angoli Salis e Fadda. Indicazione adesso dei loro coach. Si riparte il secondo dei 3 round.
Sembra essere più Salis a dettare i tempi di questo combattimento, anche se sta provando a venire più fuori Fada in confronto al primo round. In crescita Fadda in questa ripresa. Adesso però era entrato il gancio di Salis, colpo però scorretto. Con l'interno del guantone. Ultimi 10 secondi della seconda ripresa. Si sono praticamente disputati perché a metà li ha presi Prioccia separandoli. Ultimi 3 minuti di questo combattimento. Adesso è il momento di tirare fuori tutto. Prima col destro sinistro, adesso in difficoltà Fadda. C'è stanchezza adesso per entrambi.
provato ad andare con l'uppercut Salis. Destro-sinistro di Salis, prova la risposta Fada, non è arrivato quel gancio. Per Salis va bene così quando siamo negli ultimi secondi di questo incontro. Una terza ripresa eccetto un lampo di Salis, Fada, iniziative di Fada, con pronta reazione di Salis. Incontro che è terminato qui. Non era facile per Fada dover capire ogni volta quale fosse il momento giusto per entrare. Adesso il verdetto. Attenzione, diciamo a tutti vince il pugile dell'angolo rosso Salis. Vince Alessandro Salis, e lui il secondo vincitore di questa serata. Tanta stanchezza sul volto del fighter della Sesa Boxing, ma sicuramente anche tanta soddisfazione. Anche se adesso, anche andando verso quella che credo sia la sua famiglia, non ha lasciato fuori chissà quale sorriso, però si è portato a casa la vittoria. È già tempo del terzo incontro, anche stavolta Youth, categoria però 63,5 kg. All'angolo rosso salirà Giuseppe Nardi della Sesa Boxing e il suo avversario all'angolo blu sarà Federico Deiana della University Box. 3 round a 3 minuti, sembra essere carico Federico Deiana. Sguardo concentratissimo invece per Giuseppe Nardi. Stanno venendo rappresentati i due ragazzi. Giuseppe Nardi proverà a bissare una vittoria della Sesa Boxing. Ovviamente altri piani Federico Deiana. Torna sul ring Eleonora Zanzi. E inizia adesso l'incontro. Devono partire forte sia Nardi che Deiana.
sinistro di Nardi è entrato. Un paio di vele schivate da una parte e dall'altra. Grande scambio questo. Di Deiana, Nardi colpito ma è riuscito a evitare di subire anche il sinistro, poi invece centrato dritto sul volto Deiana, che forse non è caduto soltanto perché è stato retto dalle corde alle sue spalle ed è riuscito a rialzarsi subito, ancora colpito Deiana. Ultimi 10 secondi. Sinistro di Deiana, colpito questa volta Nardi, anche l'ultimo colpo, l'ultimo vero colpo del primo round. Avvia il secondo round. Partito subito, forte con il suo destro Nardi. Per la seconda volta Zanzi ricorda a Deiana non deve abbassare la testa. Gran gancio destro da parte di Deiana questa volta.
essere più in difficoltà Nardi rispetto al primo round. Ecco, l'ho detto, colpito in pieno Deiana, che però a sua volta più di qualche buon colpo gliel'ha inferto in questa seconda ripresa. Alla fine però Zanzi deve assicurarsi delle sue condizioni dopo che è stato centrato in pieno volto. È uscito fuori con un lampo Nardi e adesso vanno duro entrambi. Gli ultimi 10 secondi, prima il destro, ancora il destro di Nardi, di mezzo anche un'ottima schivata. Stava venendo fuori Deiana, è tornato a farsi sotto duramente Nardi nel finale di questo secondo round, e tra pochissimo il terzo per decidere chi sarà il vincitore tra i due, se ci sarà un vincitore. È iniziata l'ultima ripresa di questo incontro. Forse solo sfiorato Deiana dal sinistro di Nardi, il destro invece dovrebbe aver fatto centro. Bello scambio quello che abbiamo appena visto, l'uppercut Nardi, poi si è intervenuta Zanzi. Ancora un intervento da parte dell'arbitro. Brava a rifugiarsi nel clinch stavolta Deiana, ancora prima però bello il destro di Nardi, dritto sul volto il destro di Deiana, veloce subito Nardi, neanche il tempo di separarsi, ha contrattaccato. Zanzi ha interrotto il round soltanto ovviamente non in senso negativo, per risistemare il caschetto di Deiana. Dubbio iniziale che non ci potesse essere magari sangue fuori dal naso, invece no, per fortuna soltanto
il caschetto da risistemare. Termina qua l'incontro. Inizia a salire il livello dei rivali che salgono sul ring. È chiaro che si facciano sentire quegli oltre 12 kg di differenza rispetto ai primi due incontri. Attenzione, ai punti vince il pugile rosso, Vince Giuseppe Nardi. Ancora una volta il verdetto ha favorito l'atleta dell'angolo rosso. Ovviamente è solo coincidenza. A 2-2 la stessa boxing di Porto Torres. Il quarto incontro, un incontro dal quale ci si aspetta un bello spettacolo per l'Accademia Pugilistica San Roque. Gabriele Massa, intervenuto anche ai nostri microfoni dopo l'ultima riunione pugilistica organizzata dall'Accademia Pugilistica San Roque, appunto. Dall'altra parte Mauro Marci del Team Capai, secondo fighter del Team Capai che sale sul ring quest'oggi. La prima Valentina Perra ha vinto, e allora come poco fa per la stessa boxing anche la società di Fabrizio Capai vorrà fare 2-2 anche questa volta contro youth di categoria, però 58 kg, 3 round a 3 minuti. Esordisce in serata sul ring Mariangela Busi come arbitro. Massa angolo rosso, Marci angolo blu. Sistemati i caschetti, sistemati i paradenti, ci dovremmo essere tutti. È iniziato l'incontro. Come tra Sales e Fadda, un incontro che conterà, saper sfruttare o rimediare al mismatch in altezza. Partito subito forte Massa, che sta facendo valere la sua maggior lunghezza nelle braccia. Dritto sul volto Massa. In tanti oggi qui presenti per Massa
Mi stanno facendo sentire ora, si sono fatti sentire appena è salito sul ring. Risposta di Marci adesso. Esce subito dalle corde Marci. Ultimi secondi. E poi pugili nei rispettivi angoli. E in questo momento termina la prima ripresa. Meglio Massa in apertura, pian piano viene fuori anche Marci. Incontro però ancora lungo, 2 intere riprese da vivere. Al via la seconda ripresa. Primo colpo a segno per Massa. Ma Marci resta lì agguerrito, prova a rimanere vicino, bello il calcio sinistro, ancora Marci. È riuscito anche a portare giù la sua altezza Massa. Ancora Marci, sicuro di sé questa volta. Una partenza più agguerrita rispetto a quella del primo round. Di Marci, destro pericolosamente sulle corde Massa. È riuscito a uscirne anche per l'intervento di Busi.
Tiene adesso anche il centro del ring Marci. E adesso un attimo di nervosismo. Stai calmo! Concentrato! Colpo di Massa quando erano già stati separati, una reazione di Marci comprensibile, anche l'adrenalina del momento. Ramanzina di Busi, poi è arrivata per Massa. Terminata così la seconda ripresa, ancora un po' di nervosismo tra i due, con Massa che non ha scambiato il classico pugnetto sul guantone ma gliel'ha appoggiato molto piano, però con quel gesto di far nervosire l'avversario dritto dietro la testa. Però la reazione di Marci questa volta molto più contenuta, semplicemente non ha allargato le braccia. In mente per Marci le indicazioni di Cappai. Iniziata la terza e ultima ripresa. Va duro Massa. Passa che qua nel calcio. Sinistro di Marci. L'ultimo colpo in questo scambio, ancora però un pizzico di nervosismo tra i due. Pericolosamente alle corde Massa è riuscito a uscirne, ha anche invertire le posizioni. Poi il tentativo di uppercut per Marci non è la prima volta che lo tenta in queste situazioni. Volta col destro Marci, ultimi 10 secondi, li separa però Busi. Allora finisce così l'incontro.
bella adesso l'abbraccio finale tra i due. Bello incontro. Il più bello fino a qui. Vedremo quello che sarà il verdetto. Ai punti vince il pugile del triangolo rosso. Vince ai punti Gabriele Massa. Mi sono capiti voi due adesso. Un sorriso anche da parte di Marci. La vittoria è del pugile dell'Accademia Pugilistica San Roque. Bravo Mau! Allora, 4 su 4 le vittorie dei pugili dell'angolo rosso. Ma si va avanti perché non ci si ferma. Risale Briozza sul ring. Si affronteranno adesso Alessandro Caffaro, l'angolo rosso per l'Elmas Box, primo pugile di casa oggi a salire sul ring. Contro di lui Pietro Sana della Nord-Ovest Academy, incontro Youth categoria 71 kg. 3 round a 3 minuti. Ci siamo allora, lo ricordiamo, angolo rosso Alessandro Caffaro, angolo blu Pietro Sanna. E si comincia, al via la prima ripresa. I primi scambi tra Caffaro e Sanna si studiano per adesso.
primo scambio più intenso tra i due. Qua per l'iniziativa Caffaro, poi alla fine è Sanna mentre dimostra una buona combinazione. Pericolosamente vicino all'angolo, Sanna prova ad approfittarne Caffaro, ma anche Sanna ha risposto bene. Ultimi 10 secondi. Si chiude così questo primo round. Più l'attenzione del non subire che il coraggio di attaccare. Vedremo se cambierà, dovrà cambiare qualcosa alla seconda ripresa. Infatti per entrambi indicazioni su come attaccare. Ciao zia. Ciao zia, ciao. Iniziata la seconda ripresa. Buono il sinistro, destro ancora di Sanna. Anche adesso subito pronto a rispondere alla prima iniziativa di Caffaro.
ultimi secondi e il termine della seconda ripresa, molto più combattuta rispetto alla prima. Per adesso sembrerebbe averne di più Pietro Sanna. Vedremo però quello che succederà nella terza e ultima ripresa. Richiamati i secondi, gli ultimi 3 minuti dell'incontro tra che sono già iniziati. Caffaro ha provato a mantenere all'angolo il più possibile Sanna e ne è uscito però in clinch, mentre colpito in pieno volto stavolta Sanna. Grande scambio, salgono i decibel al palazzetto. Due volte è colpito il volto Caffaro, adesso però risponde. Il sinistro di Sanna dovrebbe essere andato a segno. Sinistro destro di Caffaro, risposta a punta di Sanna, bel finale, ancora Sanna, che poteva aver trovato punti molto importanti proprio all'ultimo.
Alla fine ha vinto Pietro Sanna. Chissà se veramente quegli ultimi colpi hanno fatto la differenza. Comunque meritata. Intanto piccola pausa, sembrerebbe essere stato questo l'avviso. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Di nuovo in diretta è salito Gavino Manu sul ring, l'arbitro di questa sfida, il suo esordio serale, lui che viene da Porto Torres e arbitra l'incontro Elite categoria 56 kg tra
Sergio Prantedu, il secondo atleta di oggi per l'Elmas Box, contro Enrico De Ligia della Wheelchair Box. Anche in questo caso 3 round a 3 minuti. Intanto eccolo che entra nel ring Sergio Prantedu, sta per entrare anche Enrico De Ligia. È il sesto incontro di questa serata. Siamo passati all'elite, per questo possono anche non indossare i caschetti i due pugili. Applauso per Prantedu, adesso arriva anche quello per De Ligia. Bisogna aspettare però per cominciare, manca al suo posto nel tavolo il medico di riunione, momentaneamente assente dalla sua postazione. E allora ancora qualche attimo d'attesa. Invece si parte perché si sta sedendo in questo momento il medico di riunione. È iniziata dunque la prima ripresa tra Prantedu e De Ligia. Prantedu angolo rosso, De Ligia angolo blu. Destro da parte di De Ligia, che adesso prova a essere in cattedra, a sfruttare il momento
ancora. Allora, adesso anche la risposta di Prantedu in pieno volto a De Ligia, che gli resta l'incollato. Diretto a centro per Prantedu. Destro di Prantedu, adesso prova però a tornare De Ligia, che centra un volto del suo avversario. Ultimi 10 secondi. E fine della prima ripresa. È già il momento di riprendere. Alcuni ottimi lampi sia da parte di Prantedu che di De Ligia. Nella prima ripresa è iniziata la seconda. Prantedu, è entrato anche un destro di De Ligia. Ancora a sinistro, destro di Prantedu, però almeno un colpo inferto con la parte interna del guantone. Per questo l'intervento di Mannu.
difensiva più volte, anche bloccato il diretto di Prantedu, Deligia. Ancora a sinistra di Prantedu, lavora sui fianchi, poi cerca il gancio, però non so dirvi se abbia fatto centro. Adesso deve rispondere Deligia. Finisce la seconda ripresa, secondi dentro, ultime indicazioni e poi si decide tutto con il terzo round. Ci siamo, si va con il terzo e ultimo round. Devono dare tutto adesso, Prantedu e Deligia. Il sinistro di Prantedu va a segno. Destro durissimo di Deligia. Adesso colpo su colpo, questo l'ha sentito Prantedu. Sullo stomaco questa volta l'atleta dell'Elmas Box. Di Deligia. Siamo ormai veramente vicini alla fine di questo ultimo round. Allora, ultimi scambi senza risparmiarsi. Tiene distanza Prantedu, Deligia invece vuole provare a portare a casa quel colpo importante. Chiude con un bel gancio destro, bello come questo abbraccio, con nei rispettivi angoli Sergio Prantedu ed Enrico Deligia.
vedremo quale sarà il verdetto. Attenzione, facciamo il verdetto. E tutti dice il pugile del Nervo Rosso questa volta sorride una vittoria l'Elmas Box grazie a Sergio Prantedo, che ha superato ai punti Enrico De Ligia della Hilcher Box. Siamo alla perfetta metà degli incontri dilettantistici di questo 17° Memorial Locci Conduzzi Rossi. I prossimi a dilettare il pubblico affrontandosi sul ring saranno Diego Ferrai, la Box Club Cagliari, e Niccolò Ru del LD Pinto. Subito si fanno sentire le persone venute qua a sostenere Diego Ferrai, è già salito anche sul ring Niccolò Ru. Incontro Elite categoria 56 kg, ancora una volta 3 round da 3 minuti. La società sportiva Box con le regole di Fabrizio Simone Santis Ferrari Diego. L'arbitro è Eleonora Zanzi. Per il Box di Pinto Vistano il suo assistente Giorgio Serra Ru Niccolò. È iniziato adesso l'incontro. Prima iniziativa di Ferrai. Adesso la primavera anche di Orru, anche incitato dal suo allenatore. Sinistro di Ferrai, ancora sempre con quel mancino più basso questa volta. Bella anche la schivata sul tentativo di gancio di Orru e poi risposta adesso con gancio destro.
gancio destro di Ferrai, per la seconda volta colpisce con questo gancio e poi schivata sulla reazione di Orru, schivata che chiude anche il primo round. Poi secondi. La seconda ripresa. È iniziata la seconda ripresa tra Ferrai e Orru. Si fa pericoloso per un momento Orru, Ferrai pronto non approfittarne però subito dopo. Forte questa volta il gancio, questo l'avrà anche sentito Orru, poi saltava il caschetto, in difficoltà Orru, stavolta però deve intervenire Zanzi. Forse anche un po' intimorito Orru perché accenna l'attacco, però poi sembra andare con tutta quella sicurezza. Ferrai ne approfitta, stavolta però è andato a segno Orru, però si trova di nuovo in difficoltà, obbligato a difendersi. Gancio sinistro di Ferrai, uno sguardo anche verso Zanzi che altrimenti rischiava di andarle addosso. Ultimi secondi dalla seconda ripresa. Viene fuori Orru adesso con il gancio di Ferrai, 5 tra i due. Infatti l'allenatore di Orru gli ha proprio detto, gli ha proprio chiesto: ma c'hai paura di questo? Chiarissimo, il labiale, vuole provare a tirargli fuori la grinta che è mancata un po' al ragazzo. Può essere più soddisfatto finora del suo incontro, invece Diego Ferrai può essere soddisfatto il suo team della Box Club Cagliari. Però c'è ancora un ultimo round, gli ultimi 3 minuti
e può succedere di tutto. Più iniziativa di Ferrai, primo gancio schivato, il secondo dato a segno, ne ha di più Ferrai. Sempre Ferrai, quasi un monologo questo incontro. Colpito di nuovo Euro, sembra esserci poco da fare, anche questa volta che è riuscito a portarlo all'angolo. Sempre Ferrai anche nel finale, è entrato il suo gancio sinistro, la reazione di Urru, però Ferrai è andato dietro, allora per questo Zanzi ha frenato i due. Ultimi 10 secondi. Finisce qui l'incontro. Aspettiamo il verdetto, ma dovrebbe aver vinto Diego Ferrai. Attenzione, ciao, ai punti vince il pugile Rosso. C'è Diego Ferrai. Francamente un incontro, una vittoria meritata per un incontro disputato meglio dalla prima alla terza ripresa. Dispone adesso per qualche minuto e adesso il computo dei pugili professionisti. Mentre dovrebbe essere stata chiamata un'altra breve pausa. Infatti gli arbitri si riuniscono al tavolo dei giudici, allora sì, piccolo spot.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico Pausa terminata. La prima a salire sul ring è Mariangela Busi, che arbitra l'incontro tra Enea Loddo della Cannonau Ierzu e Stefano Mazzia della Sesa Boxing. Incontro Elite, categoria 60 kg, 3 round da 3 minuti. Ottavo incontro dilettantistico di questa serata, ci viciniamo sempre di più al main event, incontro tra Arciolas e Abusi. della società sportiva Box Cannonau Ierzu, con le regole sue segnate con assemblea Lotto Enea. All'angolo lungo della Sesa Box Cannonau seguita con le regole sue segnate che proprietario di Claudio Villagreni, Mazzia Stefano. Ci siamo ormai. Ed è iniziato, ricordiamolo, angolo rosso Enea Loddo, angolo blu Stefano Mazzia, con Mazzia che ha subito provato a farsi sentire, addirittura anche tentativo immediato di uppercut per Loddo. Saltata la fase di studio tra Loddo e Mazzia.
parte il destro di Loddo e forse anche con l'uppercut ha colpito Masia. Si fa sentire adesso Masia con Loddo che aspetta, quasi attira Masia verso gli angoli per poi attaccare. Termina il primo round da subito combattuto tra Loddo e Masia. E speriamo che continuino così. In teoria sto suonato il gong per l'inizio della seconda ripresa. Masia è ancora di spalle, girato verso i suoi secondi. L'incontro comunque è ripreso e già da subito si risparmiano Loddo e Masia, con Masia che è andato all'inseguimento. Tiretto forte quello di Loddo, ancora sempre bravo a attaccare e sapere anche scappare il pugilo della Kananoierzu, uppercut, poi anche destro, per questo va al conteggio Busi.
Cominciano a essere tanti colpi subiti da Masia, che però può assolutamente continuare. Ancora Lodo, Masia pericolosamente all'angolo, prova a rispondere all'attacco, alla fine clinch. Ultimi 10 secondi. È terminata così la seconda ripresa. Non si stanno risparmiando comunque né Lodo né Masia. Ci siamo nell'ultimo round. L'ultimo round dell'ottavo incontro di questo 17° Memorial Locci Monduzzi Rossi, che però non ha neanche il tempo di cominciare, che bisogna prima. No, è proprio finito l'incontro. E quindi ritiro per Masia. Vince Enea Loddo, ha sentito il peso di quei colpi. Il pugile della Sesa Boxing, che ha provato a rimettersi al centro del ring a combattere, deve aver capito in quel momento però che non ne aveva più. Come cominciamo a dire vince per SC, ovvero sospensione cautelare a 10 secondi dall'inizio della terza ripresa. Il pugile dell'angolo rosso, Loddo perché il pubblico vi rivolge qualcosa anche perché in questa fase al pugile qualsiasi Ufficialità della vittoria per SC di Enea Loddo. Ci saranno pause stavolta. Dovrebbe salire ora sul ring Angelo Brioccia, e infatti eccolo qua. L'incontro sarà tra Davide Caredu, anche lui come Enea Loddo della Canonau Ierzu, contro Massimo Baroni della Folgore Box di Oristano, contro Elite, categoria 63 kg. 3 round da 3 minuti. Siamo dei 63
combattimenti anche visto sulla distanza delle competenze da 3 minuti. All'angolo prossimo della società sportiva Box Piazza. Guidato dalla sua sezione Lucas Caredo Davide. All'angolo 2 della società sportiva Box e il suo sezione Tommaso Gianfranco Baroni Massimo. I check di Brioccia terminati e dunque si può andare. Ricordiamo angolo rosso Caredu, angolo blu Baroni. Fuori secondi. Primo vero colpo a segno arrivato da parte di Caredu. Rischia quasi di cadere all'indietro Baroni, ancora Caredu. Deve già contare Brioccia, colpito ripetutamente sul volto. Quasi scocciato per questo Baroni che va di chiedere perché. Non può parlare perché è il paradenti, però la gestualità è quella. Caredu adesso risponde Baroni. I migliori colpi sono arrivati da parte del pugile della Cannona Oiartzun. Termina così la ripresa. Fuori secondi.
Si va con il secondo round. Niente male il primo, forse qualcosa di più da parte di Careddu, anche se Baroni è sempre stato pronto a rispondere come in questa occasione. Ancora Careddu, 3 volte con il destro. Di Careddu, adesso un gancio destro da parte di Baroni. Per 2 volte, buona risposta di Baroni. Esce subito dall'angolo Baroni, poteva mettersi male lì, non è approfittato al meglio Careddu. E adesso anche il diretto sinistro di Baroni sta crescendo, è cresciuto tanto in questo secondo round. Ultimi 10 secondi. Due volte sul volto Careddu. E adesso i due di nuovo agli angoli per respirare e per prepararsi all'ultima ripresa. Via l'ultimo round. Sinistro di Baroni, provato ad andare in serie, adesso si è aperto però anche lui, ne approfitta Careddu col suo sinistro.
Salgono i decibel. Ormai alla fase conclusiva di questo incontro. Clinch, e allora l'intervento di Brioccia. Gli ultimi 10 secondi. Termina qui il match. Esito incerto in questo caso. Convinto di sé, sono contenti del suo combattimento. Davide Careddu nei suoi secondi, ma ci sono sorrisi anche nell'angolo blu, con un Massimo Baroni che sembra aver iniziato magari leggermente più in difficoltà rispetto al suo avversario, però poi è venuto fuori molto bene, regalando un ottimo spettacolo al pubblico. Attenzione, annunciamo il verdetto. Ai punti vince il pugile dell'angolo rosso. Vince Davide Careddu. Ancora una volta è il pugile dell'angolo rosso da sorridere alla fine dell'incontro. Soltanto Pietro Sanna è riuscito a vincere tra i pugili dell'angolo blu. Dato che trova il tempo che trova, però insomma qualche scongiuro lo farei se mi trovassi nei panni da ora di uno tra Francesco Masala, Andrea Murgioni e Salvatore Vaca, cioè gli ultimi 3 fighter dilettanti che si affronteranno in questa serata presentandosi all'angolo blu. Intanto però presentiamo il prossimo incontro, il 10° di oggi. Luigi Ferreli della Boxing Cagliari all'angolo rosso, mentre a quello blu Francesco Masala della Box Santeria. Incontro elite categoria 65 kg, 3 round a 3 minuti. È il terzultimo prima del main event di questa serata. L'arbitro è Gavino Mannu che sta terminando ora adesso i check per poter dare l'ok all'inizio di questo incontro. Iniziato l'incontro tra Ferreli e Masala. Ferreli angolo rosso, Masala angolo blu.
Sinistro destro di Ferreri. Gran destro anche. Intervento poi di Manu nei confronti di Ferreri perché aveva la testa troppo piegata in avanti. Forte anche il gancio sinistro. Anche se è dato con la parte interna del guantone, però sicuramente l'ha sentito Masala e deve subito reagire. Stavolta l'ha lavorato sui fianchi Ferreri e poi gancio destro. Deve trovare più soluzioni adesso Masala. È fatto sentire Masala. Poi Ferreri ha avuto qualcosa forse di cui lamentarsi con Manu, che può essere scivolato via rimanendo però in piedi. Ultimi 10 secondi della prima ripresa. Pugili nei rispettivi angoli. Non male questo primo round. Via la seconda ripresa.
Ferrelli non riesce a entrare con la stessa facilità rispetto alla prima ripresa. Ha migliorato certamente la sua difesa Masala, che adesso ha rivolto anche un bel diretto sinistro. È entrato questa volta però il sinistro di Ferrelli. Giù Ferrelli. Sembra essere comunque abbastanza tranquillo Masala. Schivata di Masala, no, un bel gancio sinistro da parte di Ferrelli, che non è andato a segno. Contro che può però veramente finire in ogni modo quando siamo arrivati alla fine della seconda ripresa. Serve un po' di aria a Masala, che forse ha sentito quella serie di colpi arrivati nello stomaco, quando in effetti non mancava molto alla fine di questa ripresa. Colpi utili a sfiancare l'avversario. Al via l'ultimo round tra Ferrelli e Masala e partono subito forte entrambi. Almeno un buon colpo sia stato per parte. Per Ferrelli però ancora una volta colpo con l'interno del guantone. Si fa sentire anche Masala. 3 volte ha provato a colpire con l'uppercut, solito richiamo per Ferrelli. Scappa via Ferrelli, lo segue Masala che vuole stare attaccato. Abbiamo visto però un paio di belle schivate adesso da parte di entrambi, nonostante la stanchezza si faccia sentire e si veda anche nei loro volti.
bello il destro di Masala, ancora poi col sinistro. Ancora Masala, poi bella anche la parata. Stanco Ferrelli, ma sono 10 secondi e allora si può dare tutto senza pensare a niente. Nessun colpo in questi ultimi secondi, però ha fatto un bel incontro. È stata anche una bella terza ripresa, anche se poi l'ultimo minuto ha chiaramente avuto anche la meglio, la stanchezza per entrambi. Potrebbero vincere entrambi. Potevano vincerlo entrambi in questo incontro, non ha vinto nessuno, parità, ma parità che ci sta per quello che abbiamo visto. Torna su Ring Zanzi, lo seguiranno a brevissimo Cesare Nardi della Corner Gym di Oristano e Andrea Murgioni della University Box. Incontro Elite, categoria 67 kg, e il penultimo incontro dilettantistico di questo 17° Memorial Loci Monduzzi Rossi. Poi la scena sarà tutta per l'incontro pro super welter tra Sebastian Argiolas e Abusi. Adesso però concentriamoci su questi ragazzi. Ultimo check di Zanzi e poi si parte, ricordiamo, angolo rosso Nardi, angolo blu Murgioni. Sono ora di fronte l'uno all'altro. Si va con la prima ripresa. Prova a prendere di più l'iniziativa per il momento Murgioni nei confronti di Nardi. Risponde per la prima volta Nardi, però Murgioni non chiedeva altro. Ancora l'ha aspettato lì basso Murgioni. 1
Deve di nuovo intervenire Zanzi. E 3. Un giro di neanche un minuto. E adesso ci ripagano subito dopo una fase spezzettata. Bello scambio. Più volte colpito Nardi, che sta provando ad avere lui questa iniziativa di mantenere ridotta la distanza tra lui e Murgioni, però Murgioni lo aspetta sempre lì basso. Ultimi 10 secondi della prima ripresa, è passato, è entrato il destro di Nardi. Anche il sinistro di Nardi per l'ultimo atto della prima ripresa. Si va adesso con la seconda ripresa. Riparte subito dura, subito agguerrita. I primi buoni colpi sono da parte di Murgioni. Va bene, questo braccio, questo clinch a Murgioni è uscito subito dalle corde. Buono ora il sinistro di Nardi. Schivata di Murgioni. Nardi poi si è difeso bene, ci sta provando Nardi a andare con continuità. Ancora Nardi che prova a uscire dall'angolo Murgioni, una bella schivata e poi se l'è cavata. Più in palla Nardi in questo momento. Ancora destro sinistro. Poi Montanti, poi col gancio, una buona combinazione. Sta dando tutto il pugile da corner gym e Murgioni
comincia a sentirli, ne ha di più Nardi, che sente il suo momento, e allora Zanzi va al conteggio. Chissà che se ne avesse permesso di dare un altro non sarebbe già terminato l'incontro. Che comunque termina qua. Ha dominato questa seconda ripresa Nardi, che poi aveva cominciato forse più in difficoltà. Tanto cuore, tanta grinta. Ne ha fatto suo l'incontro. Il secondo che non termina tutti e tre i round. Adesso bisogna sì aspettare il verdetto, ma ha vinto Cesare Nardi. Fette i muscoli davanti alle tante persone venute qui a dargli supporto. A 2 minuti e 50 secondi dall'inizio della seconda ripresa vince per SC sospensione tutti l'angolo grosso Federico Luigi Cesare G-Box Ora G-Box Constante facciamo un po' di incoraggiamento all'avversario. Saluto finale sia di Cesare Nardi che di Andrea Murgioni. Complimenti a tutti e due perché non sono risparmiati niente, ci hanno fatto divertire. Sorride alla fine Nardi, che meritatamente vinto. Sorride con lui la corner gym, ovviamente. Mentre è in giro tra le sedie prima, ora salutato anche Nardi, Sebastian Arciolas, che tra poco salirà sul ring. Prima però c'è l'ultimo incontro dilettantistico di questa vigilia di Pasqua. Busi è già sopra il ring, stanno per seguirla Gabriele Cau dell'Elmas Box e Salvatore Vacca della Nord-Ovest Academy. Incontro Elite categoria 80 kg. Infine saluto a tutto il pubblico presente che risponde con questo bel abbraccio. Questa è la presentazione di Gabriele Cau, è salito anche sul ring in questa divisa nera e dorata. Salvatore Vacca. L'ultimo incontro di oggi da 3 round a 3 minuti. Gabriele Cau angolo rosso, Salvatore Vacca angolo blu. Dovremmo esserci ormai. Si comincia con la prima ripresa.
Va incontro, cavolo, quasi poi scivola all'indietro. Destro di Vaca colpito sul volto Kau. Bello l'inizio però. Gira intorno Vaca, me lo colpisce ancora una volta dritto sul naso, già rosso il naso di Kau, che aspetta di più dopo aver iniziato provando lui ad avere iniziativa. Pugni che iniziano a pesare di più già da questo incontro, 80 kg per entrambi. Lo spinge via. Una piccola rivincita per Kau dopo aver scivolato lui per primo. Non si risparmiano Kau e Vaca. Ultimi 10 secondi. Applauso meritato per entrambi finora. Ci siamo pronti per la seconda ripresa. Partono ora Kau e Vaca. Venuto duro con il gancio destro Vaca.
combinazione di Kao chiusa con il gancio sinistro sulla bocca di Vacca. Reagisce però subito il pugile della Nord-Ovest Academy. Kao lo aspetta e ancora dritto sul volto. Montante, cancia e poi ancora Montante. Schivata di Kao. Adesso è Vacca che lo porta alle corde. Se la cava molto bene Kao. Adesso proprio all'angolo, negli ultimi secondi deve dare tutto Vacca e invece Kao lo colpisce al volto, lo allontana. Sta venendo fuori e meglio alla distanza Kao. Indicazioni per lui di Stefano Argiolas. Seduti sia Kao che Vacca. Devono già rimettersi in piedi i due, perché adesso devono dare tutto negli ultimi 3 minuti di questo incontro. Un attimo di ritardo su Gong, il suono della campana, problemi nel riportare fuori la sedia di Vacca, che ha sofferto nella seconda ripresa. Però ha provato subito a farsi vivo, poi lamenta la gomitata dietro la nuca. Gancio di Kao, la risposta di Vacca. Schiva Vacca, poi però interviene Busi. Ancora una volta adesso la lamentela anche dei secondi di Vacca, quelli che sarebbero colpi scorretti di Kao. Non deve perdere lucidità Vacca. Adesso lo aspetta, è sempre pronto a rispondere.
gran finale. E termina l'incontro. È stato un bel combattimento, ce ne sono date come Gabriele Cau e Salvatore Vacca possono essere contenti, i loro allenatori dell'Elmas Box, scusate, della Nord-Ovest Academy. Per Mariangela Buzzi anche lavoro da psicologa, dovendo assicurarsi che Vacca non perdesse la calma dopo quei due episodi di colpi alla nuca, sorrisi per adesso tra i due, come succede sempre. Dopo l'ultima sirena bisogna mettersi tutto alle spalle. Adesso il verdetto. Ai punti vince il pugile dell'angolo rosso. Vince Gabriele Cau, non è d'accordo Salvatore Vacca. Ce lo dirò con le dita. Voleva già uscire da ring e salutare l'avversario, adesso ha smesso di sorridere. I suoi secondi hanno però obbligato ad andare a salutare l'avversario, ricordandosi che puoi essere d'accordo o no con i verdetti, puoi prendere meglio o peggio una sconfitta, però ci sono dei valori di fair play, di rispetto che bisogna sempre mettere al primo posto. Poi a caldo ci sta rimanere nervositi per una sconfitta, è sport, l'adrenalina che è ancora in corpo. Insomma, non ci sono niente di eclatante, però bello come secondi l'abbiano costretto comunque, anche se in disaccordo, ad andare a salutare con rispetto l'avversario, perché poi sono questi i primi valori che deve insegnare lo sport a un ragazzo. Adesso però si volta pagina, perché tra pochissimo sarà il momento dell'incontro più importante di questa serata. Piccola pausa per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit?
Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Siamo tornati perché adesso è il momento del match clou di questo 17° Memorial Locci Monduzzi Rossi, in una giornata in cui c'è stato anche il ricordo per suo nonno Sebastiano Argiolas. Sta per salire sul ring per quello che sarà il suo terzo incontro. La sua voglia, il suo sogno da inseguire prima di entrare tra i professionisti, poi di lottare per un titolo. Sta arrivando però prima, ovviamente, essendo sul ring nell'angolo blu, l'avversario, il nemico qui nella casa dell'Elma Box, dentro Amadi Abusi. Pugile esperto. Francese, nato ad Auxerre. Gavino Manu, l'arbitro della sfida.
controlla che sia tutto ok per Abusi, ma adesso scena puntata su Sebastián Arjolas. Vorrebbe competere per un titolo entro quest'anno, oggi deve dimostrare, non dico di essere pronto, ma di essere a buon punto. È quello che spera lui, ovviamente è quello che spera suo padre. Sebastián Arjolas. Del coach di Tiziano, del coach del francese, presente all'angolo al peso di chilogrammi 70, 38 anni professionista dal 2024 e al suo debutto come pugilato professionista. Combatte per il team Nizza, Francia, accompagnato dal coach Kamel da Nizza, Francia, Hamadi Abusi. E adesso il coach di casa, all'angolo rosso, al peso di chilogrammi 70, 25 anni, professionista dal 2023, combatte per il team Arjolas al suo terzo match professionista. Ricordiamo che la verità è venuto al quarto posto ai campionati italiani assoluti del 2022, accompagnato all'angolo dal team Stefano Arjolas, Marco Cosito, Paolo Fa sentire il pubblico per Arjolas contro Super Welter al peso di 70 kg. Saranno 6 round da 3 minuti. 6 se non si arriverà prima a un finale con un KO. È iniziato l'incontro, la prima ripresa. Per andare con un gancio Arjolas. Sinistro a destra e poi ancora a sinistro per Arjolas, che però è vicino alla corda, deve provare a riprendere spazio. Ancora, questa volta a sinistro o destro per il pugile dell'Elmas Box. Per adesso aspetta più che altro Abusi, pronto a difendersi. Adesso quasi lo provoca tenendo le braccia basse. Fa sentire il pubblico dopo questo gancio sinistro. Ovviamente adesso l'attenzione è massima, tutti con gli occhi sul ring. Forte il gancio destro di Arjolas, che comunque alta la guardia Abusi. Adesso invece subisce e per sua fortuna non è entrato quell'uppercut. Primo
Primo intervento di Manu a ridosso degli ultimi 10 secondi del primo round. Finisce giù e si rialza Abusi nel finale del primo round. Deve essere tranquillo, sicuro, concentrato Argiolas. Forse un pizzico sofferente invece Abusi. L'immagine adesso sull'angolo rosso dove c'è Argiolas. Stanno sistemando un po' il volto, ma si è comportato molto bene. Poche parole comunque. Qualche indicazione gliel'avrà data suo padre. Ma si è comportato molto bene Argiolas, che ha aspettato nel momento di attaccare. Vicino all'angolo Abusi ne esce in fretta, ma finora in grande controllo Argiolas. Gancio di Argiolas. Abusi per adesso aspetta, deve essere in difficoltà all'angolo, ancora una volta cerca l'abbraccio e ottiene così l'intervento di Manu, ma sta cominciando a soffrire da troppo presto il pugile francese se vuole durare per 6 riprese. Argiolas invece non lo molla, rimane sempre vicino a lui. Questa volta ai fianchi Argiolas, nel pubblico lo spinge. Ancora Argiolas giù, Abusi, primo conteggio, è già in piedi, difficilmente finirà qua l'incontro, ma il rischio per Abusi di non arrivare a 6 riprese c'è. Per adesso può continuare, ma Argiolas sta spingendo, ancora Argiolas sente che è il suo momento e forse potremmo esserci. Ne ha ancora Abusi. La campana salva il pugile Dato Doxer, appartenente alla palestra di Nizza, ma è molto in difficoltà. Probabilmente salvato questa volta dal tempo. Ma Argiolas potrebbe provare a chiudere l'incontro già nel terzo round.
Fiorissimo, 6-8. Terza ripresa. Ora bisogna capire in quali condizioni è Abusi. Argiolas è carico, praticamente illeso finora. Aspetta l'apertura, il pertugio per provare a chiudere definitivamente questo incontro. Una risposta di Abusi, un segnale di vita. Un momento complicato per lui. E Argiolas però l'ha presa sul personale. Ancora Argiolas che attacca. Retrocede Abusi e può respirare. Ancora il ritorno di Argiolas. Clinch. La schivata di Abusi, quella di Argiolas, giù Abusi. Sembra essere già stremato Abusi. Lo sa Argiolas che non deve fare regali, ma può chiudere veramente questo incontro. Conta di nuovo Manu. Dice di averne ancora Abusi. Ancora Argiolas, ma ormai lo porta sempre lì, lo colpisce sempre. Forse ci siamo alla fine. È finita. Nemmeno 3 round per Sebastiano Argiolas per vincere a casa sua davanti a tutti e per ricevere questo abbraccio meritatissimo. Tre round anche per il match clou di questa serata, mai in discussione. Servivano segnali importanti per costruire questa opportunità di lottare per un titolo in questo che è un incontro di avvicinamento. Sono arrivati i segnali, li chiederemo ovviamente quelli che sono i segnali che ha visto tecnicamente sia Stefano che Sebastiano Argiolas. Poi nei prossimi giorni ovviamente pubblicheremo l'intervista fatta. Adesso aspettiamo il verdetto ufficializzato per poter chiudere la diretta qui dal palazzetto Roberto Melis di Elmas. Incontro veramente quasi mai in discussione. Ha provato, ha accennato un paio di iniziative nel primo round Abusi, ma è stato oggi solamente preda di Argiolas. Forse non si aspettava neanche lui di poter vincere così con, non voglio dire poca fatica, ma con molta meno del previsto. Adesso ci siamo. A 2 minuti e 14 secondi di inizio della terza ripresa, vince il Adesso è
commerciale, vittoria per KO tecnico, abbraccio tra Argiola Samusi, alza il braccio del suo avversario, ma è chiaro che tutto il calore del pubblico sia per lui, padrone di casa. Ora ovviamente anche il saluto ai secondi del suo avversario, scende giù dal ring che si svuota e si chiude così anche la nostra serata. Un ringraziamento a Riccardo Carta per aver avuto cura delle immagini, un saluto da parte di Luigi Falqui, l'augurio di un buon proseguimento di serata e, visto che manca anche pochissimo, di una buona Pasqua.